Ho pensato di Ecco, scrivere vai. due righette anche a questa persona super con filtro. Allora, ho scritto questa pergamena, però me la sono tenuta per me per un po' di tempo. Stavo facendola vedere alle amiche così, Clara, perché non la spedisci al Papa? Perché non la spedisci? Mi sono decisa di spedirla verso la metà di luglio. E dopo, con grande sorpresa, i primi di agosto, dalla cassetta della posta, trovo un documento della Città del Vaticano, questa bella busta così, e ho aperto e ho trovato il risultato di questa pergamena che ho Mhm. scritto. Il Signore ha creato nel firmamento una nuova stella che ha portato una speciale luce nel mondo, capace di illuminare il cuore di tutti noi. Questa luminosa stella è qui tra noi e si chiama Sua Santità Papa Francesco. E allora questa sorpresa che ho trovato nella cassetta della posta è questa. Segreteria di Stato del Vaticano 4 agosto 2014. Gentile Signora, è recentemente pervenuta al Santo Padre Francesco la pergamena con la quale ella ha voluto indirizzargli espressioni di devoto ossequio. Il Sommo Pontefice desidera manifestarle viva gratitudine per il filiale gesto e per i sentimenti di venerazione e di affetto che lo hanno suggerito. E mentre chiede di pregare per la sua persona e per il suo universale ministero di successore dell'Apostolo Pietro, invoca su di lei e sulle persone care la materna protezione della Vergine Maria e di cuore imparte la benedizione apostolica che estende in modo speciale a Stefano, Rosella e Michael e che accompagna volentieri con il dono della corona del rosario da lui benedetta, con sensi di distinta stima. La corona benedetta, lei sta qua, è bellissima! Guardea ben, perché lei è madreperla bianca, guarda che bella. Ok.